Migranti in previsione degli sbarchi massicci di primavera, la prefettura di Treviso in trattativa per creare un maxi hub nell'ex collegio delle Suore di Santa Maria Bambina a Crespano del Grappa. Svolta nel caso dei senza tetto ospitati nella chiesa di Santa Maria del Sile a Treviso. La diocesi apre un'area del seminario vescovile per accoglierli nei prossimi giorni. Nella stessa via, nello stesso giorno, a Carbonera, raid dei ladri entrati nelle abitazioni non curanti delle persone all'interno, paura e rabbia tra i residenti. Se potessimo ci difenderemmo da soli. Mentre si stringe il cerchio attorno ai furti messi a segno su 15 auto a Sant'Antonino, oggi il sindaco di Treviso incontra i residenti del gruppo di controllo di vicinato. Via del Mare, Zaia firma la convenzione tra Regione e Consorzio SIS. Resta la spaccatura tra il fronte dei sindaci contrari e quelli favorevoli all'opera. L'Asolo del prossimo futuro, ridisegnata con investimenti da oltre 10 milioni, in prospettiva anche il ripensamento dell'accesso al centro storico per turisti e lavoratori. Il racconto del 22enne di Macerata, appassionato di cimegli di guerra, che ha ritrovato la lettera spedita 81 anni fa alla sua famiglia da un soldato padovano disperso in Russia. Domani la consegna ai parenti. In grande calcio internazionale su Antenna 3, appuntamento da non perdere domenica sera alle 20 sulla nostra emittente. Trasmetteremo in diretta la finale di Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona. Tema migranti in primo piano. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. In previsione degli sbarchi che torneranno massicci la prossima primavera, si ragiona sul Maxi Hub e questa volta la prefettura pensa a Crespano del Grappa. Vediamo. Una maxi struttura di accoglienza per richiedenti asilo nel teatro dell'ex collegio delle Suore di Maria Bambina del Belvedere a Crespano, nel comune di Pieve del Grappa. Dopo il tentativo renato nel 2016 di ricavare un hub per 98 migranti nell'ex polveriera di Volpago del Montello, di proprietà del Demanio, ipotesi contro la quale si erano sollevati in massa i comuni montelliani, e la lunga lista di privati che si erano proposti per riconvertire immobili propri, vedi Borgo Tesonna, Soller, tentativi anch'essi naufragati per la ferma opposizione di amministrazioni locali e residenti, la prefettura ha ora messo gli occhi su un altro immobile, questa volta di proprietà di una congregazione religiosa, le Suore di Maria Bambina, che nell'ex collegio di Crespano hanno a disposizione l'ampio teatro, in cui potrebbero starci centinaia di persone, trattandosi di un complesso di 10.000 metri quadrati, ben più vasto dell'ex caserma Serena di Dosson. Va da sé che Crespano non è né Treviso né Oderzo, dove si trova l'altro maxi hub della Marca, l'ex caserma Zanusso. È una zona meno popolosa, molto più isolata, decentrata rispetto al territorio provinciale, incastonata com'è alla confluenza tra Treviso, Vicenza e Belluno, che riproporrebbe il tema della mancanza di servizi a disposizione di eventuali ospiti, soprattutto se molto numerosi, ma che alleggerirebbe la pressione sull'ex Serena ed ex Zanusso. Nella prima, in particolare, il sindaco Mario Conte non vuole tornare a raggiungere i numeri degli scorsi mesi, 700 i migranti ospitati nelle fasi critiche degli sbarchi sulle coste italiane, istanza questa portata al ministro Matteo Piantedosi nelle scorse settimane, con il risultato che poco meno di 300 migranti sono stati trasferiti altrove, riportando le presenze ad Ossonna a poco più di 400. Ma con la primavera gli arrivi riprenderanno massicciamente e Crespano dovrebbe servire ad allentare la pressione fisica e politica sulle altre strutture. Poi c'è il tema dell'accoglienza dei senza fissa dimora. La diocesi ha individuato altri 12 posti letto all'interno del seminario vescovile. Potranno ospitare le persone che attualmente dormono nella chiesa di Santa Maria del Sile. Questo è il mettere come chiesa a disposizione uno spazio e delle risorse per essere vicini a chi è in situazioni di fragilità. 12 posti per persone senza fissa dimora negli spazi del seminario vescovile a San Nicolò. È la risposta della diocesi di Treviso all'emergenza delle ultime settimane, dopo lo sgombero del Parco Appiani e la difficoltà nel reperire posti letto che ha portato anche a soluzioni discusse come quella della chiesa di Santa Maria del Sile. Arriva questa nuova possibilità d'accoglienza. Dalla prossima settimana le persone attualmente ospitate nella chiesa verranno sistemate al seminario in un locale separato con servizi ed ingresso indipendente. Entrata indipendente, non soltanto, anche una struttura a sé rispetto al resto del seminario. Va tutelata sia la presenza di minori nelle attività del seminario, come ben si sa, e
sia dall'altra parte anche la riservatezza per coloro che accedono a questo servizio. L'accoglienza, coordinata dalla Caritas, sarà gestita dalla cooperativa LAS ed avrà la durata di qualche mese, con l'auspicio che nel frattempo vengano individuate soluzioni strutturali. Noi vogliamo dare risposta a un momento difficile in cui si è trovata la città, ben sapendo che i provvedimenti dal punto di vista strutturale sono in capo alle strutture governative e alle amministrazioni locali. A quella storica della Casa della Carità di Via Venier si aggiunge dunque questa accoglienza temporanea per dare una prima risposta in un momento di difficoltà. Sappiamo poi che i bisogni di chi dorme per strada sono ben altri e ben più grandi di avere solo un tetto sulla testa, ma già avere un tetto sulla testa e dormire al caldo quando fuori è freddo è, vogliamo dire così, il minimo sindacale. Carbonera, ladri nella notte hanno visitato 3 case a poca distanza l'una dall'altra. In tutti e 3 i casi c'erano i proprietari all'interno, una donna sola di 84 anni. Li ha sorpresi e li ha messi in fuga. Quando che ho visto dentro in casa a pila, c'ho mia gola, ma mia gola sa, e ho detto, Marco, che fosse benevoto. Marco, dico, cosa ha fatto qua a quest'ora, al buio? E questo qua mi punta la pila così, ero coperto a porta di qua, e ho capito che non c'era Marco. Non mi ho messo il sigaro, ho detto, cosa ha fatto qua? Faccia a faccia con i ladri questa notte, li ha visti e li ha messi in fuga. Giovanna Vendrame, 84 anni da fare e grinta da vendere. Una volta scoperti li ha visti scappare saltando svelti come i gatti. Impossibile riconoscerli, erano in 2. Su per il bancale là dei legni, là a fianco, andati su. Io ho fatto un crepetto così, a triangolo, vicino alla serratura. La famiglia Scapinello di ladri la stessa notte invece ne ha visti 3, entrati poco dopo usando le chiavi attaccate alla porta a disposizione del figlio. Anche in questo caso sono stati scoperti, ma i ladri hanno bloccato la porta che divide il primo dal secondo piano per poi scappare via con un paio di scarpe come refurtiva. La rabbia tra i parenti che dividono il grande casolare è tanta. Mi voglio investire queste robe qua. Come i paesi arabi. Peggio è andata alla vicina in vicolo Arturo Martini. Mio marito era in cucina con il fratello. Non avete sentito niente? Nulla. I ladri hanno appoggiato la scala sul muro. In mansarda stava studiando uno dei ragazzi. Sono entrati in un'unica stanza, ma è bastato per portare via tutti gli ori e i gioielli presenti. Lei cosa ha detto ai bimbi? Si sono accorti perché eravamo lì in casa, quindi se ne sono accorti e abbiamo detto di stare tranquilli, insomma, che comunque non è solo successo nulla a noi né a loro, e quello era l'importante. Tra i vicini un misto di rabbia e rassegnazione. Diverse case sono state visitate dai ladri arrivati dai campi. 3 anni fa era la notte di Natale. Forse a volte a notte se mi sveglio che penso, ma se no, pazienza. Ci stiamo tristemente abituando che dei ladri possano visitare le nostre case. No, bisognerebbe poter difendersi senza essere condannati altri, però. Cosa le direi? Chi vai a lavorare invece che andare a rubare e spaventare le persone in casa. Non cercate lo scontro, così con queste parole si rivolge il sindaco di Carbonera ai cittadini, appunto, che sono stati derubati. Ci sono sicuramente delle modalità per fare scappare questi movimenti. Il più delle volte comunque se ne vanno nel momento in cui sono appunto visti. Evitate comunque lo scontro, perché non è mai, il più delle volte non è proficuo. Era a conoscenza dei colpi o dei tentativi di furto messi a segno nel suo comune ieri il sindaco di Carbonera, Federica Ortolan. Tra vicolo Arturo Martini e via Salvo d'Acquisto. Spiace sapere che i ladri si siano introdotti nelle case consapevoli della presenza delle famiglie all'interno, spiega. Questa nuova modalità, preoccupa sicuramente di più. Con le forze dell'ordine appunto c'è stato un colloquio, sicuramente i controlli ci sono, ma verranno comunque rafforzati sicuramente durante questo periodo, e c'è da dire, invito i cittadini sempre a denunciare qualsiasi tentativo anche di introduzione nelle abitazioni. Denunciare anche se il furto non è avvenuto, questo è l'invito del primo cittadino impegnato in queste settimane con le forze dell'ordine a gestire la presenza di diversi ragazzini che la sera stazionano a Mignagola, macchiandosi però di atti di vandalismo nei confronti di panchine, tombini e cestini dei rifiuti. Loro lo fanno
probabilmente per noia, inconsapevoli però delle conseguenze spiacevoli per i proprietari. Possiamo dire che ci sia una baby gang a Mignagola? Allora, definirla baby gang è un po', insomma, forse esagerato, però sicuramente bisogna cercare di far capire a questi ragazzini quello che è il limite. Stiamo tra Sant'Antonino e quartiere Manzato mentre si stringe il cerchio attorno ai furti messi a segno a 15 automobili. Oggi nel tardo pomeriggio il sindaco Mario Conte ha incontrato i residenti. Una in piazzetta del Mozzato e una all'inizio di via Sant'Antonino. Perché mi dispiace? Perché in realtà erano già previste. Il sindaco Mario Conte, come promesso, a distanza di pochi giorni dal raid di furti che ha interessato 15 automobili parcheggiate lungo via Colonna, arriva in quartiere con i progetti di 3 telecamere già passati per il comitato Ordine e Sicurezza Pubblico e pronte per essere installate. Spesa totale 20.000 euro. Progetto già in essere dunque ancora prima che la cronaca portasse l'attenzione su quell'area. Eccole nella mappa. Saranno installate in via Morosini, in strada del Mozzato e in questo punto di via Sant'Antonino. Sono venuto a rassicurare personalmente i cittadini, a ringraziarli anche perché ovviamente presi dal dispiacere dell'episodio comunque sono stati costruttivi e disponibili al dialogo con l'amministrazione. Sull'episodio isolato le forze dell'ordine stanno restringendo il cerchio, intanto i sospetti portano ad un'unica persona. Poteva capitare qui come in altre zone della città, quindi non è un problema di sicurezza sicuramente né in questa né in altre zone, però purtroppo succedono e dobbiamo cercare di fare tutte le indagini possibili e mettere nelle condizioni le forze di polizia di avere nuovi occhi elettronici per poter colpire i colpevoli. Soddisfatti i residenti che hanno rilanciato oggi al primo cittadino anche i problemi legati allo spaccio in quartiere Mozzato. Ci sono tantissimi negozi chiusi, anche se vengono aperti ci sarebbe più giro di gente che sulle strade. Porta benessere. Difendono invece la multiculturalità degli esercizi del quartiere, sottolineando con forza come non abbia mai rappresentato un problema. Non ci sono mai state segnalazioni in merito a questo. Piuttosto va bene le questioni qualche volta dello spaccio, del fatto che il contadino non sempre raccoglie o pulisce, o c'è chi lascia magari dei rifiuti in giro, qualche persona che altri generi di disturbi eventualmente, ma non inerenti alla presenza di negozi appunto gestiti da stranieri, assolutamente no. Ancora la cronaca, non aveva accettato la fine della storia e continuava a molestare l'ex fidanzata che lo aveva anche denunciato all'ennesimo tentativo. I carabinieri hanno arrestato un 46enne per atti persecutori. La storia era finita da più di un anno, ma un 46enne di Treviso non lo aveva mai accettato, tanto che continuava a presentarsi sotto casa della ex. Per questo a ottobre la donna, una 49enne padovana, lo aveva denunciato e per il 46enne era scattato l'ammonimento del questore. A nulla erano valsi provvedimenti. Pochi giorni fa, con la scusa di consegnarle il regalo di Natale, l'uomo si era presentato davanti all'agenzia viaggi dove lavora la donna. Dopo una prima discussione con lei, il 46enne era rimasto fuori ad aspettarla. A quel punto l'ex fidanzata ha chiamato il 112. Una volta arrivati i carabinieri lo hanno individuato e arrestato con l'accusa di atti persecutori. Paura questa mattina lungo la Val Sugana, un grosso masso si è abbattuto sulla statale, sulla ferrovia, chiuse per tutto il weekend, traffico deviato verso la Marca e il Monte Bellunese. Sfiorata la tragedia a San Marino di Valbrenta, sono le 11 quando un masso grosso più di un furgone, 200 metri cubi di roccia, si stacca dalla montagna, divelle 3 reti di contenimento, si schianta sulla struttura paramassi della ferrovia e sul binario, piomba sulla strada comunale e sulla statale 47 Valsugana, occupando le 2 corsie di percorrenza sud-nord, spostando addirittura lo spartitraffico di Mezzeria. Un miracolo se nessuna persona e nessun veicolo sono rimasti coinvolti. Viabilità in tilt, immediata l'allerta ai vigili del fuoco intervenuti con gli operai ANAS e della ferrovia assieme ai carabinieri che per tutta la giornata hanno regolato il traffico, che sarà deviato almeno sino a lunedì e almeno per tutto il fine settimana statale Valsugana e linea ferroviaria saranno chiuse, traffico deviato. Abbiamo adottato un po' quelle che erano
le indicazioni date nel Bomba Day e quindi il traffico proveniente da Trento viene deviato sulla Feltrina attraverso la galleria di Rassier, mentre quello leggero scende attraverso la provinciale. Al contrario invece il traffico sempre leggero deviato in provinciale verso nord, mentre a Romano De Zellino viene deviato sempre verso la Feltrina, quindi sostanzialmente il traffico pesante non circola lungo la statale 47 o lungo la Val Brenta, ma va sull'asse Feltre e Montebelluna. Ancora una volta però c'è la questione pesante della fragilità del nostro territorio. Il territorio di Val Brenta, come si può vedere anche dall'immagine, insomma è un grande canyon e quindi ci sono dei grandi rischi idrogeologici, rischi idraulici, è un po' la difficoltà nel governare questo territorio. Ovviamente tutti gli enti preposti dai comuni, ANAS, Ferrovie negli anni cercano di mettere in campo tutte le iniziative perché la situazione ovviamente sia sicura, però ovviamente abbiamo delle montagne particolarmente perpendicolari con possibilità di caduta massi che sono accelerate anche dal cambiamento climatico, e quindi è un dato con il quale bisogna fare i conti. Come abbiamo detto, è stato un momento importante e rilevante la circostanza che non si sia fatto male nessuno, però se vediamo le dimensioni del sasso, il fatto che comunque ha divelto la linea ferroviaria, il binario, capiamo insomma che poteva anche andare diversamente, quindi questo deve essere sempre di monito anche per il futuro, per tutta una serie di attività di contenimento, di cura del territorio e anche di adozione di quelle che sono le misure che possano evitare che questo non accada. Dalla Valsugana alla Via del Mare, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi la convenzione con il consorzio SIS, spaccatura tra il fronte dei sindaci favorevoli e quelli contrari. Un giorno importante, la firma di Regione Veneto del nostro presidente per una procedura iniziata molti anni fa e che oggi finalmente va avanti. Soddisfazione da parte della Presidente della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto per la firma da parte del Presidente Zaia della convenzione con il consorzio SIS, che sancisce il primo passo verso la realizzazione della tanto discussa Via del Mare. Linea opposta da parte del fronte dei sindaci contrari al tratto stradale a pagamento. Dispiace che la Regione non abbia accolto il nostro invito ad incontrarci prima della firma della Convenzione, perché le esigenze del territorio le avremmo rappresentate pienamente senza trovarci con i giochi già fatti. Con la firma depositata si è infatti sancito l'accordo tra Regione e il SIS, il soggetto committente dell'opera. I sindaci dei 5 comuni contrari, Meolo, Fossalta di Piave, Silea, Monastiere e Roncade, temono però che con la firma di questa convenzione non si possa più tornare indietro. Sono tanti i nodi critici puntualmente anche segnalati ed altri che sono emersi nel corso appunto di questi ultimi anni. È la modalità che si è scelta che non può essere assolutamente condivisa. Non si fermerà dunque il fronte comune dei sindaci che già a inizio dicembre avevano fatto ricorso al TAR per bloccare l'opera, mentre l'assessore De Berti ha annunciato un incontro con i sindaci favorevoli. Noi staremo ovviamente a fianco di Regione Veneto, anche promuovendo un nostro intervento nella procedura che è stata impugnata, perché sosteniamo questa importante opera. A schierarsi dalla parte dei sindaci contrari anche il PD regionale e provinciale. Pagare una strada già esistente per andare al mare, sostengono Zanoni, Zorzi e Favero, non serve a nessuno se non a creare problemi in termini di traffico e sicurezza nelle vie secondarie dei centri abitati dei comuni coinvolti. Annunciato inoltre l'incontro pubblico in programma giovedì 1 febbraio a Roncade per esprimere le ragioni dei comuni del fronte del no. Incontro questa mattina nel comune di Casale tra il Genio Civile di Treviso e i sindaci dei comuni coinvolti dalla piena imprevista del fiume Sile avvenuta durante l'Epifania per accertarne le cause. Sono stati concordati il monitoraggio costante del corso d'acqua e l'installazione di un idrometro a valle. Rivedere il sistema di allertamento fissando delle soglie, valutare nuovamente le convenzioni per la gestione delle chiuse e installare un idrometro per monitorare il fiume Sile anche a valle. È quanto concordato nell'incontro con il Genio Civile avvenuto a Casale in presenza anche dei sindaci di Casiere e Silea, comuni maggiormente coinvolti dalla piena imprevista avvenuta durante il ponte dell'Epifania. Stanno valutando già di inserire un altro idrometro qui a Casiere in modo che tra quello di Santa Cristina e quello di Casiere abbiamo una valutazione del Sile più accurata.
L'installazione di un sensore che verrà posizionato nel porto di Casiera, a valle, quindi rispetto all'unico finora presente lungo il Sile che si trova a Santa Cristina. Un incontro, quello con il Genio Civile di Treviso, richiesto dalla sindaca di Casale per fare luce sulle cause del repentino innalzamento e esondazione del fiume nonostante l'allerta verde. Quello che è emerso è che il Sile era già più alto rispetto alla media, diciamo, di stagione degli altri anni, e l'ipotesi del Genio è che sostanzialmente sia un problema di falde, cioè nel senso che già essendo un fiume di sorgiva c'era stato già un innalzamento delle falde. Livello dell'acqua più alto rispetto alla media della stagione, che ha accelerato l'aumento del livello dell'acqua facendo esondare il Sile nei punti dove i territori sono più bassi, come il caso del Porticciolo a Casale. Dobbiamo lavorare proprio nell'ottica della prevenzione. Richiesto da noi sindaci anche il discorso comunque di verificare sempre se ci sono dei punti magari del letto in cui ci sia un accumulo. Prevenzione dunque la parola chiave, non essendo possibili misure strutturali come dei bacini di laminazione per evitare le piene. Ciò che si è concordato è un monitoraggio costante con la protezione civile dei punti critici e il contenimento dell'acqua nei momenti di emergenza tramite l'utilizzo dei sacchi di sabbia. Siamo ad Asolo con il piano degli investimenti per il futuro, vediamo. Ad Asolo sono in arrivo nuove opere pubbliche per più di 10 milioni di euro, un vero e proprio tesoretto per il comune con poco più di 9.000 abitanti. A comunicarlo con una punta d'orgoglio è il sindaco Mauro Migliorini e il suo vice Franco Dalla Rosa, assieme all'assessore Gerardo Pessetto. Un sogno a lungo desiderato da molti residenti verrà ultimato nei prossimi mesi. È la nuova palestra comunale polivalente con 300 posti a sedere, ampliabili a 600. Un intervento di 2.800.000 euro, in parte finanziati dal Piano Nazionale Ripartenza e Resilienza, che tra fine marzo e i primi di aprile verrà inaugurato. Tante le opere che si realizzeranno a partire dalla sicurezza stradale. Dalla passerella ciclopedonale tra Pagnano e Castelcucco, che verrà terminata nel giro di 15 giorni, ma sono già stati appaltati o in programma lavori quali la ciclopedonale di via Castellana, il ammodernamento della ciclabile lungo la strada provinciale 248, il collegamento ciclopedonale con Masera, tra Casella e Masera. Gli interventi riguardano anche la messa in sicurezza di alcuni edifici e la loro riqualificazione energetica. A marzo prenderanno avvio i lavori di adeguamento antisismico della scuola media Torretti per un investimento di 547.000 euro, interamente coperto da fondi PNRR. In futuro l'amministrazione sta puntando anche ad un progetto ambizioso per pedonalizzare il più possibile il centro storico, dal parcheggio Forestuzzo a ridosso dell'area dell'ex ospedale dove nascerà la nuova casa della comunità dell'ASL 2, si sta pensando a come trasportare lavoratori e turisti dal parcheggio fino al cuore del borgo in 3 modi alternativi. Qui le opzioni sono diverse: la monorotaia, il veicolo elettrico automatico o una piccola funivia con partenza dalla futura casa della comunità e all'arrivo in pieno centro storico. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità per ripartire dalla politica. Ben ritrovati, TG Treviso Autonomia, atteso per martedì l'inizio della discussione in Senato della DDL Calderoli. Il PD del Veneto annuncia la sua contrarietà. Martedì in Senato il PD voterà contro il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. È un testo che genera confusione normativa e privo delle necessarie risorse finanziarie. Queste le motivazioni dei Dem veneti. Il nostro sarà un voto contrario non perché non siamo per l'autonomia, ma perché pensiamo che questa autonomia che rischia di prodursi con questo testo non sia l'autonomia giusta, cooperativa, federativa, a favore dei territori, magari concentrata su alcune materie che noi pensavamo si dovesse realizzare. Il PD Veneto definisce questa autonomia come un'arma della Lega da brandire in vista delle europee, ma di fatto un testo lontano dall'originale, da quelle 23 materie sempre chieste da Luca Zaia. Le 23 materie non possono essere applicate tutte subito, come si è detto, perché è stato approvato un emendamento che prevede che lo Stato possa riservarsi di non negoziare su alcune materie, come noi avevamo proposto, addirittura
proponendolo che questo venisse in Costituzione. Non è possibile che l'istruzione, cioè la scuola, diventi una materia regionale, o l'energia o le grandi reti di comunicazione. I dubbi poi riguardano i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. La nuova norma ha introdotto un aspetto importante, che è quello del cosiddetto monitoraggio, cioè ti do i soldi per gestire la competenza e li individuo il primo anno, ovviamente. Negli anni successivi, ogni anno, si fa la verifica se c'è la corrispondenza dentro un quadro più generale. Questa cosa smonta tutta la retorica del residuo fiscale, dei 9 decimi. Oltre all'autonomia, il PD Veneto dice no anche al terzo mandato per i presidenti della regione. Non ne facciamo una questione di nomi o di appartenenza politica, ma ne facciamo una questione di funzionamento della democrazia e di regole che ci devono essere. Aver esercitato per 10 anni un potere esecutivo, ti chiami Zaia o ti chiami Bonaccini, nel caso di Zaia sarebbero già peraltro 15 anni, non 10, nel caso di Bonaccini non potrei che essere favorevole a far continuare un bel suo lavoro, però non c'è dubbio che la democrazia prevede che i poteri non possono essere concentrati, perché la legge prevede attuale che i poteri non possono essere concentrati per troppo tempo in una sola persona. Terzo mandato per i presidenti di regione infiamma il dibattito politico, pressing della Lega, scetticismo di Forza Italia. Oggi scendono in campo anche ACI e UPI. Elezioni regionali e terzo mandato. Tra le fibrillazioni in vista del primo appuntamento con le urne in Sardegna, tra indiscrezioni e smentite, c'è anche l'ipotesi dell'accordo nel centrodestra con la Lega, che rinuncerebbe a candidare l'uscente Solinas in cambio appunto del terzo mandato, che favorirebbe in primis il Veneto con Luca Zaia. Congettura o ipotesi fondata lo si vedrà. Se la Premier ha rimandato la questione al Parlamento, la Lega ha colto la palla al balzo con la proposta di legge di Alberto Stefani, segretario della Liga, per il terzo mandato dei governatori. Una proposta che in Veneto suscita i malumori degli alleati, che non hanno mai fatto mistero di ambire alla poltrona più alta di Palazzo Balbi. Al di là della valutazione nel merito della questione, fa un ragionamento strategico Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia. In Veneto, come in Lombardia, se il centrodestra si presenta unito e candida una figura competente e capace, il centrodestra vince. Cioè il Veneto e la Lombardia e alcune altre regioni non sono contendibili. Il centrosinistra qua non vince. In altre regioni che andranno al voto nel 2025 e governate dal centrosinistra, come Puglia, Campania, Emilia-Romagna e Toscana, concedere il terzo mandato secondo Tosi favorirebbe il centrosinistra. In quelle regioni, se io do il terzo mandato, io agevolo la sinistra, perché comunque vuol dire che loro hanno dei governatori uscenti che possono ricandidarsi e, guardando le figure di Emiliano, di Bonaccini e di De Luca, per dire, avrebbero un vantaggio competitivo. E nel dibattito entrano oggi anche ANCI Veneto e UPI Veneto a supporto del terzo mandato per il presidente di regione, estendendo il discorso anche ai sindaci e all'elezione diretta del presidente di provincia. Chi ben amministra è giusto che possa, se ha la voglia, la forza e l'entusiasmo, possa anche andare avanti. Tanto poi saranno sempre i cittadini a scegliere chi sarà il presidente di regione piuttosto che il sindaco. Sarà consegnata domani pomeriggio alla famiglia di Padova la lettera che nel 1942 il soldato Renato Santi spedì 10 giorni prima di diventare uno dei tanti dispersi in Russia. A ritrovarla un giovane ricercatore storico di Macerata. Sento che hai iniziato le scuole, Ivana. Buttatici dentro con tutta la tua volontà. Fa come facciamo noi autisti qui in Russia. O la va o la spacca. Noi non badiamo a spreco di energie. Si rischia tutto purché arrivi presto il giorno della vittoria e torneremo alle nostre famiglie. È solo un passaggio della lettera che il soldato Renato Santi ha scritto alla nipote Ivana dal fronte russo. È datata 1 dicembre 1942 e domani, grazie alla curiosità e alla passione per la storia di Edoardo Mazzonetto, sarà finalmente consegnata a Padova, nelle mani dei parenti di uno dei tanti italiani dispersi nell'inferno di Stalingrado. Questa lettera è frutto di uno scambio con un collezionista veneziano, ma era nascosta in centinaia di altri documenti e analizzandoli però ho scoperto che questa lettera conteneva qualcosa di speciale, un testo particolare, pieno di emozioni, pieno di significato.
Il testo è trasparente sulle atrocità della guerra e sulla presenza tedesca, quindi era abbastanza censurabile, ma così non è stato per fortuna ed è giunta a noi intera. Una testimonianza cruda della guerra che ha colpito profondamente questo 22enne di Candelù di Macerata, che ha iniziato la ricerca della destinataria purtroppo scomparsa da qualche anno. L'imperativo era riconsegnare questo foglio alla famiglia, perché nelle ricerche è emerso che questa lettera è l'ultima testimonianza in vita del soldato Santi. Esatto, lui scompare solamente dopo 10 giorni dall'invio di questa lettera, quindi probabilmente questa è proprio l'ultima spedita da lui e probabilmente la famiglia non l'ha mai ricevuta. E quindi adesso tu gli riporterai, diciamo, un pezzo del loro familiare. Esatto, cosa veramente molto molto difficile dalla Russia, e quindi sarà un momento veramente molto molto bello. Pur essendo un 22enne, ha le idee ben chiare sulle guerre. La storia ci ha insegnato che nella guerra non ci sono né vincitori né vinti, mai. E proprio per questo, alla fine dell'intervista, ci vuole far riflettere, leggendo un altro brano della lettera dedicata alla piccola Ivana Santi. Tieni presente che qui non sei al cinema, è pura realtà. Non sono i soldatini di piombo che fanno la guerra, ma bensì milioni di uomini che con i mezzi più micidiali cercano di vincersi a vicenda. Una rappresentanza del 51esimo stormo caccia di Istrana, guidata dal comandante colonnello Emanuele Chiadroni, ha visitato l'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova, che ospita dal 2012 oltre 200 ricercatori, decine di gruppi di ricerca impegnati nello studio per individuare cure alle malattie infantili. Durante la visita la rappresentanza ha avuto l'opportunità di conoscere da vicino le attività di studio effettuate quotidianamente nei laboratori di biologia tumori solidi, ed il colonnello Emanuele Chiadroni ha garantito l'impegno del 51esimo stormo per dedicare ogni sforzo a carattere solidale per raccogliere fondi da destinare a supporto e a sostenere la Fondazione della Città della Speranza. Come ogni venerdì siamo alle previsioni del tempo per questo weekend. Permane su di noi un campo di alte pressioni che garantirà ancora qualche ora di tempo soleggiato. Come è evidente dalla carta del tempo, vedete ancora un'area di alte pressioni che interessa un po' tutto il nord, e questo favorirà qualche ora di tempo soleggiato. Ma ci si spostiamo verso ovest, ecco la depressione sull'Atlantico, a cui sono associati diversi sistemi perturbati che scorreranno, quindi si aprirà un flusso occidentale verso di noi, e questo apporterà un peggioramento. Quindi per domani inizialmente una velatura del cielo, qualche banco di nebbia in pianura, poi però il sole avrà la meglio, quindi avremo dei rasserenamenti. Per domenica, ecco, il flusso di umido sarà ancora più evidente, quindi una stratificazione maggiore delle nubi e diciamo la possibilità di rasserenamenti è un po' più remota. Comunque avremo qualche piccolo rasserenamento. Poi nella prossima settimana, come dicevamo, prevarrà il flusso umido, quindi un po' tutta la settimana con cielo nuvoloso, molto nuvoloso, insomma nubi stratificate, qualche precipitazione e soprattutto della nebbia in pianura. Intanto i prossimi 2 giorni i venti saranno deboli, con qualche rinforzo dai quadranti appunto da occidente. Le temperature intanto avremo ancora sotto zero per sabato e per domenica, evidente ancora c'è dei rasserenamenti notturni. E le massime non crescono più di 2-3 gradi. Per quanto riguarda poi la prossima settimana, invece il cielo coperto anche di notte farà sì che non dovremmo andare generalmente sotto zero, almeno vicino allo zero, e le massime cresceranno di qualcosa. Per quanto riguarda l'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. Andiamo subito nel bellunese per tutte le notizie. Partiamo dalla cronaca giudiziaria. Ha patteggiato 2 anni di reclusione, pena sospesa, e non dovrà fare nemmeno un giorno di carcere. Diego Feltrin, il papà del piccolo Nicolò, morto il 28 luglio del 2022 per intossicazione da hashish. Feltrin, 44 anni, era accusato di omicidio colposo, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza del secondo reato per la droga trovata in casa e nel corpo del bambino. Le motivazioni della sentenza saranno rese note nei prossimi mesi. La soluzione del patteggiamento proposta dalla Procura è stata accettata dal difensore, l'avvocato Massimiliano Xaitz. E in aula non c'era Feltrin, che con la moglie dal 2022 ha trasferito la propria residenza fuori dalla regione.
Sostegno ai veneti nel mondo, drastico taglio della regione Veneto per l'anno 2024 rispetto ad una cifra già debole. Lo stanziamento per le attività delle associazioni decurtato di oltre il 30%, annota con amarezza il presidente di ABM Oscar De Bona, che si rivolge al presidente Luca Zaia. Inizia male l'anno del turismo delle radici voluto dal Ministero degli Esteri e sostenuto dal presidente Mattarella. Rispetto alla somma di 260.000 euro, per la verità già debole, prevista nel programma annuale 2024 approvato lo scorso settembre, nel bilancio di previsione si legge che la Regione Veneto stanzierà solo 175.000 euro complessivi per tutte le attività già previste dalle associazioni che si occupano del complesso mondo dell'emigrazione. Un taglio di oltre il 30% che ha fatto infuriare il presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona. Mi sono appellato al Presidente della Regione perché ogni mese, se non anche ogni 10-15 giorni, ci sono imprenditori, ci sono uomini politici di origine veneta che visitano il Veneto, che visitano le nostre aziende, le nostre fiere. Se il Sistema Italia mette 1 euro, il Sistema Italia incassa 10. Concetto chiaro che non ha trovato una sponda a Venezia e che qualche problema causerà. Abbiamo un altro Veneto nel mondo, afferma il presidente di ABM, e il Veneto ha bisogno dei nostri discendenti collegati direttamente con i circoli che mantengono vivo il forte legame con le radici. L'anno delle radici è stato istituito dal Ministero, quindi dal governo nazionale, che ne ha riconosciuto il valore. Mi sarei aspettato che almeno per l'annualità 2024 almeno non ci fossero stati ulteriori tagli rispetto alle cifre dell'anno scorso. Il 2024 vedrà la promozione turistica del territorio italiano attraverso i 70 milioni di discendenti italiani presenti all'estero, uno schiaffo rispetto all'opportunità di crescita economica e culturale del nostro paese, spiega De Bona. Andare a indebolire fino all'osso la voce di bilancio va a penalizzare le associazioni, la Trevisani nel mondo, la Vicentini nel mondo, la Veronesi nel mondo, la Veneti nel mondo, la Bellunesi nel mondo. Il taglio rispecchia una tendenza a cui le associazioni degli emigranti avevano risposto cercando fonti alternative per l'organizzazione delle loro attività. Però un passaggio, una riduzione su una cifra già risibile è veramente un colpo mortale. Sono arrivati all'aste di Rocca Pietre da 4 continenti, parenti e amici. Per l'ultimo saluto ad Elena Boschette, l'emigrante di 94 anni che dopo una vita trascorsa tra le Dolomiti e il Sudafrica è tornata nella sua terra dalla quale era partita nel secondo dopoguerra con il marito Adelio per cercare fortuna all'estero. Elena Boschette è morta la notte tra il 3 e il 4 gennaio all'Aste e alla sua figura ha dedicato un pensiero anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Elena è il simbolo dell'emigrazione veneta e di tutti i valori che la nostra terra esprime. Ha scritto nella nota di cordoglio inviata ai figli, nipoti e pronipoti della 94enne rientrata in alto a Gordino, dove si è addormentata per sempre. La diocesi ha chiuso l'accordo con la rete di scuole per crescere che mette al sicuro il futuro dei licei integrati classico e scientifico al Lollino. Sfuma per ora l'ipotesi di dare un volto nuovo all'istruzione bellunese sostenuta da Confindustria, e cioè quella di aprire a Belluno una sede del liceo STEM International, ma con la diocesi porte sempre aperte, afferma Lorraine Berton. Gli esiti di scuola aperta si conosceranno l'11 febbraio, solo allora si saprà se il liceo Lollino e la sua rinnovata proposta di studi avrà fatto breccia nei cuori e soprattutto nelle tasche delle famiglie bellunesi che in questi mesi assieme ai figli adolescenti stanno affrontando la scelta della scuola superiore. Superato l'impasse, il Lollino, riporta la diocesi nel proprio sito, ha scelto di proseguire l'attività entrando nella rete di scuole cattoliche toscane, Scuole per Crescere, espressione di comunione e liberazione fondata da Don Giussani. Questa soluzione trovata dalla diocesi, affiancata a Scuole per Crescere, è una garanzia anche per gli anni futuri per la scuola. La scuola verrà ulteriormente strutturata, potenziata, rilanciata e non può essere motivo di grande soddisfazione. Alla finestra, ma con la porta sempre aperta, resta Confindustria Belluno Dolomiti, che negli ultimi mesi, dopo che il vescovo Marangoni aveva comunicato che Lollino era prossimo alla chiusura per mancanza di iscritti, si è attivata per portare a Belluno il liceo STEM International. In estrema sintesi è un percorso intanto che è articolato su 4 anni, che mette insieme le competenze umanistiche, la creatività e la capacità di pensiero critico a tutto quello che è invece la scienza e la tecnologia, e questo
è sicuramente un approccio nuovo anche nell'insegnamento di alcune materie, cito la filosofia, che insegna ai ragazzi anche il pensiero critico, che è sempre più fondamentale se pensiamo ad esempio alla sfida dell'intelligenza artificiale. Incontri nei mesi scorsi anche con la partecipazione del preside dell'Ollino, Don Giuseppe Bratti, e gli insegnanti sono stati organizzati con la struttura di Rovereto, pronta a replicare l'esperienza STEAM anche a Belluno, dopo Bologna, Parma e Monza, con il Vescovo e l'Associazione Amici dell'Ollino, cercando sempre una soluzione condivisa che guardasse al futuro e all'interesse dei giovani bellunesi. Oggi, a scelta ufficializzata, la presidente di Confindustria, Lorraine Berton, afferma che il dialogo per il bene dei giovani bellunesi non può e non deve essere chiuso e che con la diocesi e il Vescovo le porte sono e resteranno sempre aperte. L'idea di portare perciò a Belluno una sede STEAM non è archiviata. Per una provincia che fa i conti con il decremento demografico e un numero di studenti in calo, una nuova offerta formativa forte di un'attrattività unica nel suo genere avrebbe dovuto imporre una riflessione in più. Noi auguriamo buon lavoro se riusciranno a portare a Belluno dei risultati concreti, e vedremo anche qui, saranno i numeri a dire se la strada imboccata è quella corretta oppure no. Cortina Curling Cup, l'influenza stagionale costringe al KO 2 atlete del team Constantini, Marta Lodeserto e Giulia Zardini. Lacedelli e le azzurre, capitanate dalla olimpionica Stefania Constantini, cedono alle svizzere nella partita inaugurale dell'evento proposto da Fondazione Cortina con l'associazione Curling Cortina. L'appuntamento, uno degli 8 del World Touring Tour, è in corso da ieri allo Stadio Olimpico del Ghiaccio e si è aperto con la clamorosa sconfitta della formazione coreana, che costituisce la seconda forza del ranking mondiale. Il team Constantini ha poi vinto il derby italiano, che lo ha visto opposto al team Mariani. Le gare si concluderanno domani con i quarti di finale a partire dalle 8, mentre semifinali e finale si svolgeranno rispettivamente alle 11:30 e alle 15. E poi c'è il grande calcio internazionale che sbarca su Antenna 3, appuntamento da non perdere domenica sera alle 20 sulla nostra emittente. Trasmetteremo in diretta la finale Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona, il classico delle sfide calcistiche in Spagna. Talenti e campioni in campo per il meglio del calcio europeo, appuntamento alle 20 di domenica su Antenna 3. E questa è la nostra ultima notizia, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo come sempre alle previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Condizioni stabili grazie all'alta pressione. L'aria fredda tuttavia mantiene le temperature vicine a valori medi stagionali. Il dettaglio di sabato 13 gennaio. Sul Veneto saranno più probabili e diffuse rispetto ai giorni scorsi le foschie e le nebbie. Possibile una maggiore visibilità sui rilievi. Le temperature saranno in ulteriore lieve calo, minime sotto zero, massime tra 3 e 5 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà maggiormente soleggiato con cielo sereno o velato. Farà però ancora freddo al mattino con gelate estese. Temperature minime sotto zero, massime sui 4-8 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tanto sole e con qualche innocuo addensamento in giornata. Temperature minime tra -4 e -3 gradi, massime sui 6-7 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.